Tappa storica a Conegliano, dove è stato firmato l'atto costitutivo del soggetto che si occuperà di gestire le colline del Prosecco Patrimonio UNESCO. Primo obiettivo: arrivare a 1 milione di presenze. Ma il governatore Zaia conferma no alla realizzazione di nuovi alberghi, lanciando un progetto di ospitalità diffusa, non solo Prosecco nel piano di gestione, ma anche arte e cultura. Coronavirus, allertati i medici di famiglia anche in Veneto, soprattutto nei comuni vicini agli aeroporti, ma nessuna psicosi, avvertono, e arrivano i consigli per la prevenzione. Dopo l'appello a ripensarci lanciato dal segretario provinciale della Lega Bofa, 20 e 10, il sindaco uscente di Castelfranco Marcon riapre alla possibilità di ricandidarsi. 30 fra dirigenti scolastici e legali rappresentanti di istituti indagati a Belluno non allontanarono alcuni bimbi non vaccinati, così come prevede la legge. L'indagine del NAS. Nella Marca il reddito di cittadinanza interessa 3.460 famiglie che percepiscono in media 400 euro mensili. La CISL però avverte: nessuno ha trovato lavoro. Un altro ecovandalo colto in flagranza dalla polizia locale di Treviso. Si tratta di una signora di quasi 70 anni multata per 400 euro. Sport, basket, presentato oggi il nuovo straniero della De Longhi, Ivan Almeida, la promessa: aiutare i compagni a riportare Treviso alla vittoria. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura questa sera la tappa storica che si è registrata oggi a Conegliano, perché è stato istituito il soggetto che si occuperà di gestire le colline del Prosecco Patrimonio UNESCO. Il primo obiettivo: arrivare a 1 milione di turisti. Con la firma del governatore Zaia, l'avventura UNESCO delle colline del Prosecco entra nella fase operativa, una tappa storica per la Marca suggellata all'Istituto Cerletti di Conegliano. Ecco quindi l'atto costitutivo dell'associazione che si occuperà della gestione del patrimonio dell'umanità, il primo sito vinicolo al mondo ad avere questo tipo di riconoscimento, un primato che si intende far valere a livello internazionale. Noi qui abbiamo un sito, è un sito che è nella top class, come si dice, dei siti UNESCO mondiali, che è nel club dei grandi, come le piramidi d'Egitto, come le cascate del Niagara, il Grand Canyon e molti altri grandi monumenti, per cui figuratevi se possiamo non sentire questa responsabilità. A firmare l'atto costitutivo con la Regione anche i soci fondatori, con Mario Pozza per la Camera di Commercio, Innocente Nardi del Consorzio di tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Stefano Marcon e Stefano Soldan per provincia e intesa programmatica d'area. Ognuno ha espresso i propri rappresentanti nel nuovo Consiglio d'amministrazione, che sarà presieduto da Marina Montedoro, classe 1976, e un curriculum manageriale in campo agricolo. A volerla lo stesso Zaia, per il quale serve subito entrare nel vivo del piano di gestione con un punto fermo. Noi abbiamo voluto con UNESCO dire che non vogliamo la realizzazione di nessun albergo, questo è l'impegno, tant'è vero che stiamo modificando e abbiamo modificato norme regionali. L'idea sarà quella di una ospitalità diffusa, valorizzando tutti i casolari e i piccoli edifici che abbiamo. Questa è la vera sfida, che permetterà comunque di avere un turista che non sarà un turista di massa, ma un turista molto attento, perché sarà un turista informato quando verrà qui. Un turismo sostenibile attorno al quale c'è già interesse. Queste colline sono già la destinazione che cresce di più in Veneto, un Veneto che ha come prima industria il turismo con 18 miliardi di fatturato. Si passerà dalle quasi 200.000 presenze a 1 milione di presenze turistiche. 1 milione di presenze, questo è l'obiettivo che sembra alla portata dell'avventura UNESCO. Prima dobbiamo attrezzarci come territorio per accogliere i turisti, creare un turismo di qualità e poi pian piano crescere nei numeri. E proprio da questi numeri parte la neopresidente dell'ente di gestione Marina Montedoro. Quella turistica, dice, è la sfida principale, ma c'è già una polemica. Dobbiamo partire dal turismo, pertanto dovremo sicuramente costruire un piano che vada a integrare tutto quello che è la cultura, l'arte, il territorio, l'agricoltura, con la vocazione spinta alla viticoltura, con il turismo. Parla di turismo e soprattutto di turismo a chilometro zero la nuova presidente dell'ente di gestione delle colline UNESCO. Questa è la prima sfida per raggiungere il 1 milione di presenze che lo stesso governatore Zaia ha segnato come obiettivo. Colline del Prosecco, ma non solo Prosecco, questo è il messaggio forte e chiaro. Va detto che
oltre a questo c'è anche tanto altro, quindi il nostro lavoro deve essere proprio quello di valorizzare attraverso delle colline che sono state rese così meravigliose proprio dall'intervento dell'uomo e dalla sua capacità a sostenerle, con tutte le altre aree che sicuramente vanno valorizzate. Ma è proprio sul fronte del Prosecco che si registra la prima frizzante polemica, già perché a rappresentare il consorzio della DOCG nel nuovo ente non è il presidente uscente Innocente Nardi come si dava per scontato, ma Lodovico Giustiniani, numero 1 di Confagricoltura Veneto, un autentico colpo di scena che di fatto cambia gli assetti all'interno del consorzio dei viticoltori, chiamato presto al rinnovo. La mia nomina non è frutto di una polemica, è frutto di un confronto all'interno del Consiglio, fermo restando che ho già detto al Consiglio, siccome siamo un Consiglio in scadenza e a breve avremo un nuovo Consiglio, essendo io rappresentante del Consorzio, deciderà il prossimo Consiglio se vorrà ratificarmi o meno all'interno dell'associazione. E anche in Veneto, nella Marca, c'è allerta per il coronavirus con la task force dei medici di base, soprattutto nei comuni vicini agli aeroporti. Allerta massima ma nessuna psicosi, avvertono i medici. Di fronte ai nuovi morti registrati in queste ore in Cina a causa del coronavirus, la Federazione Nazionale dei Medici di Famiglia corre ai ripari, diramando ai camici bianchi tutte le informazioni sulla malattia, dalla descrizione dei sintomi ai percorsi igienici da affrontare in caso di emergenza. Una situazione di allerta, avvertono gli stessi medici, ma non di allarme, che interessa soprattutto le città vicine agli aeroporti internazionali, per il Veneto, Venezia, ma anche Treviso e Verona. Una task force, al momento quindi solo informativa, che riguarda tutti gli ambulatori di famiglia del territorio regionale. Noi abbiamo attivato tutta l'organizzazione in modo che appena arrivino le disposizioni vengano diffuse ai medici di famiglia. È giusta la sorveglianza, ma la psicosi deve essere contenuta perché può essere più pericolosa della malattia stessa. Il coronavirus, confermano le autorità cinesi, fa parte della stessa famiglia della SARS e quindi può mutare e propagarsi facilmente. Quanto ai sintomi, sono praticamente sovrapponibili con quelli portati dall'influenza, anche per questo i consigli sono quelli di sempre, soprattutto per chi si deve mettere in viaggio: lavarsi le mani, mangiare cibi cotti, bere acqua in bottiglia, evitare i luoghi affollati. Fondamentale quindi il ruolo del medico di base che conosce le storie personali dei pazienti. Nella pratica quotidiana applicare quello che applichiamo sempre, cioè l'attenzione al paziente nella sua complessità, perché a parte perché il rischio di questa situazione è che si creano degli allarmi ingiustificati. Schiacciamento toracico con frattura di alcune costole e poi l'asfissia. È stata consegnata oggi in tribunale a Treviso la relazione sull'autopsia eseguita sul corpo di Paolo Vai, il 57enne morto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi a Vittorio Veneto. Con l'accusa di omicidio sono in carcere la compagna di Vai, la 52enne Patrizia Armellin, e la 24enne Angelica Cormacci. Dagli accertamenti sul corpo di Vai emergerebbe che l'uomo in stato di alterazione alcolica sarebbe stato spinto sul letto dalle due donne, salite a cavalcioni su di lui, e poi gli sarebbe stato schiacciato un cuscino sul volto fino a farlo soffocare. La ferita sulla testa dell'uomo, provocata verosimilmente con un bastone, non è stata la causa della morte, ma avrebbe prodotto lo stordimento della 57enne. Le due donne hanno detto di essersi difese da un'aggressione da parte dello stesso Vai. La politica adesso a Castelfranco. Ieri sera a 20:10 il commissario della Lega Trevigiana Gianangelo Boff ha lanciato una sorta di appello al sindaco uscente Stefano Marcon. Sentiamo. È ovvio che il movimento, di fronte a un ripensamento di Stefano Marcon, lo accoglierebbe sicuramente stappando la bottiglia, quindi è sicuramente un nome di primo piano per il nostro movimento. Non vogliamo forzare la mano rispetto ad aspetti che non dipendono dalla politica. Però potrebbe esserci questa ipotesi. Ma sicuramente un ripensamento di Stefano Marcone, quindi ritorna in campo per la candidatura a sindaco di Castelfranco. Sicuramente, se così fosse, ci farebbe tutti quanti felici. E risponde a stretto giro di posta ai nostri microfoni lo stesso Marcon, che sembrerebbe pronto a ricandidarsi. Mi ha fatto piacere, la situazione insomma è un work in progress, diciamo così. Posso solo dire che le difficoltà che ho manifestato a titolo personale ormai 3 mesi fa mi hanno fatto incontrare persone che mi hanno voluto bene, molto bene, quindi
valutiamo. Amministrative a Castelfranco, Stefano Marcon pronto a ripensarci. Dopo aver annunciato a sorpresa 3 mesi fa l'intenzione a rinunciare alla candidatura per il secondo mandato, oggi il primo cittadino, altrettanto a sorpresa, fa capire di essere pronto a scendere nuovamente in campo. Motivi personali, famiglia e lavoro, ha più volte sottolineato Marcon, l'avevano spinto al passo indietro. Ora quella decisione potrebbe essere rivista. Se riuscissi a risolvere qualche problema di tipo personale sul quale sto lavorando, se ne potrebbe parlare. Le pressioni del resto non sono mancate. La Castellana è un feudo importante della Lega e Marconi in questi 5 anni è stato uno dei sindaci di punta del partito che su di lui ha puntato e vinto anche per la guida della provincia. Il suo dietrofront e la difficoltà nel trovare un altro candidato per Castelfranco stavano creando qualche problema alla Lega, che ora, alla luce del ripensamento, quelle bottiglie di prosecco che boffa in frigo è pronta a stapparle. Completamente diversa invece la situazione a Spresiano, dove la rottura tra la Lega e l'uscente Marco Della Pietra è ormai definitiva e sancita da una spaccatura del centrodestra con Fratelli d'Italia e Forza Italia a sostegno dell'attuale primo cittadino e il Carroccio che punta invece su Domenico Presti. Ci sono state anche diverse dichiarazioni da parte sua nei confronti della dirigenza della Lega e della Lega che ci hanno portato su strade diverse. Il carnefice che vuole farsi passare da vittima è la cosa più triste che ci sia. Botta e risposta a distanza tra il commissario della Lega trevigiana Gianangelo Boff e Marco Della Pietra dopo la rottura definitiva partita dal caso Asco e concretizzatasi con la ricandidatura del sindaco di Spresiano appoggiato da Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre il Carroccio ha deciso di puntare per le amministrative 2020 su Domenico Presti, che da Arcade si candida ora nel comune confinante. Le beghe di partito francamente mi interessano poco ora come ora, anche se è evidente che io sono vicino a Fratelli d'Italia, ho l'appoggio di Fratelli d'Italia e adesso abbiamo creato anche un gruppo unito e univoco anche di centrodestra qui a Spresiano. Della Pietra ora punta tutto sulla squadra e sui progetti realizzati e da realizzare per Spresiano. Io credo che ancor più della persona si debba vedere quello che viene fatto e quello che si vuole fare, per cui una persona può anche stare antipatica, però può essere comunque votabile e spendibile perché fa il bene del proprio paese. Noi insomma siamo in 16 più il sindaco in lista, quindi è chiaro che non si possa piacere a tutti. È vero anche che però noi ci impegniamo davvero per il paese, a differenza di altri che magari nascondendosi dietro un simbolo pensano di essere invincibili. Parliamo adesso di reddito e di pensione di cittadinanza perché sono oltre 4.500 le famiglie coinvolte nella Marca. Dalla CISL però arriva un avvertimento: non si trova lavoro. 4.555 le famiglie che nella Marca percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza con un importo medio mensile di 400 euro. I dati elaborati dalla CISL sono dell'Osservatorio Statistico dell'INPS che fornisce le informazioni sui nuclei familiari che percepiscono il beneficio economico introdotto alla fine del 2018 dal governo Lega 5 Stelle e confermato dall'attuale esecutivo. Dall'apertura dei termini per le domande in provincia di Treviso sono state presentate 9.421 richieste di reddito o pensione di cittadinanza, il 51%, quindi 4.888, è stato accolto. L'importo medio mensile del reddito di cittadinanza, 3.640 le famiglie coinvolte, è di 456 euro, mentre l'assegno per la pensione di cittadinanza, 915 famiglie, si ferma in media a 189 euro. Una situazione che, secondo la CISL, evidenzia due dati. Il primo, che la povertà esiste nel paese e soprattutto anche nel nord-est, cosa che magari qualcuno non la recepisce. La seconda questione è che il reddito di cittadinanza non risolve i problemi del lavoro. Il reddito di cittadinanza, sottolinea la CISL, ad oggi non ha portato gli effetti sperati, ossia la creazione di posti di lavoro e prospettive per lo sviluppo e la crescita, ed il sistema dei navigator, continua il sindacato, non funziona così come è stato concepito. Di qui la richiesta al governo di un cambio di passo. Le risorse del reddito di cittadinanza devono essere indirizzate ad investimenti per la riapertura dei cantieri, per la ricerca, per la formazione, per gli ammortizzatori sociali che non siano sostitutivi del lavoro, ma che siano strumento per accompagnare chi non ha lavoro o chi lo sta cercando.
Un altro ecovandalo è stato colto in flagranza dalla polizia locale di Treviso. Stavolta il furbetto, o meglio la furbetta, risiedeva a poche decine di metri dal luogo dell'abbandono ed è tornata a casa con il sacchetto dell'immondizia e anche 400 euro di sanzione. Si tratta di una signora di quasi 70 anni. L'episodio è avvenuto ieri mattina quando il nucleo antidegrado, durante un servizio in Borghese, ha sorpreso la donna mentre depositava i rifiuti in via Luzzatti nei pressi del negozio Tigotà. Negli ultimi giorni sono stati elevati altri 2 verbali da 400 euro per un nuovo abbandono sulla Feltrina nei pressi delle scuole Coletti e un altro in via Vasari. Entrambe le violazioni sono frutto di accertamenti effettuati con fototrappole ed indagini svolte dalla polizia locale in collaborazione con gli ispettori di Priula. Ma gli ecovandali non si fermano a denunciarlo. La consigliera del Partito Democratico Tocchetto. Basta, basta, basta. Stanca di vedere rifiuti di ogni tipo in alcune strade della città lungo il Put, a 2 passi dal centro storico, il consigliere comunale Antonella Tocchetto ha deciso di scrivere tutta la sua indignazione nei social. Alcune vie lungo il Put, ha scritto, sono da tempo discariche a cielo aperto. La questione è stata più volte segnalata a Contarina, ma il problema non è ancora stato risolto. Ci sono alcune vie lungo il Put dove la gente li prende come una discarica, non va al CERD e mette lì le sedie, i televisori. Il vero problema è che diventano una discarica a cielo aperto. In vicolo Caposile non sono pochi i residenti arrabbiati. I rifiuti abbandonati, oltre al degrado, fanno aumentare considerevolmente il via vai di topi. I rifiuti abbandonati che stanno lì 2 o 3 giorni creano colonie di ratti. È veramente una cosa indecorosa, indicibile. Un'altra residente al telefono rincara la dose di lamentele. Io abito in Viale Nino Bixio, la gente lascia rifiuti ingombranti, però una volta la contadina, una volta ogni tanto, una volta passava e portava via. Per scoraggiare gli ecovandali, che con le loro malefatte deturpano la bellezza della città, senza contare che la loro ignoranza comporta costi aggiuntivi a carico di tutti i contribuenti, i residenti chiedono più fototrappole nei punti sensibili della città e più personale in Borghese della Polizia Municipale o di Contarina durante il servizio quotidiano di vigilanza del territorio. In alcune vie, le più difficili, magari mettere anche delle telecamere e punire coloro che mettono, come fossero una discarica, nelle vie rifiuti che dovrebbero essere smaltiti al CERD. Ma a deludere anche la metodologia di raccolta dei rifiuti. Forse la soluzione di tutti i mali in questi casi, ribadisce la Tocchetto, è l'eliminazione dei contenitori di raccolta dalle strade. Toglierei appunto i cassonettini così e metterei un contenitore dove accedono con un pass, una chiave, solo i residenti della via. Sarebbe molto più decoroso, anche perché quella via è una via di grande transito e soprattutto nel Put vedere i rifiuti abbandonati così sicuramente non è una bella carta di arrivo per chi arriva nella città di Treviso. E per noi adesso c'è la pubblicità. Di nuovo in studio per parlare di sport, basket, perché è stato presentato oggi il nuovo straniero della De Longhi, Ivan Almeida, la promessa aiutare i compagni a riportare Treviso alla vittoria. Buongiorno. Yeah, I'm not going to speak more Italian. That's all I know for now. L'entusiasmo e il sorriso come ricetta di vita. Si presenta così a fianco del DS Andrea Gracis Ivan Almeida, sperando di ridare luce ai tifosi della De Longhi rabbuiati da un periodo che più nero non si può. Ultima vittoria l'8 dicembre e una classifica che dice piena zona retrocessione. 30 anni, guardia ala di quasi 2 metri, nativo di Capoverde e con passaporto portoghese, lo straniero che di fatto va a sostituire Cook sa però che i sorrisi non bastano, ma a Treviso ha già ben chiaro cosa dovrà fare. My role in Treviso is to come and try to help the team. Il suo ruolo qui sarà quello di aiutare la squadra a invertire il trend e cercare di vincere delle partite e ovviamente cambiare un po' il trend in questo momento negativo. Un giocatore completo che conosce pure il credo di coach Menetti e il suo mantra sulla difesa. I can do everything in defense like in offense. Può fare un po' di tutto in attacco come in difesa, le sue qualità difensive sono quelle può fermare con una stoppata, è
essere presente, insomma, difensivamente e bloccare, fermare chiunque, insomma. Esordio già domenica a Pistoia con la maglia numero 6. Obiettivo: vincere. Abbiamo ritenuto che fosse necessario da fare qualche cambiamento per appunto portare una ventata anche di positività. Abbiamo iniziato bene il campionato, siamo incorsi purtroppo in alcuni infortuni che ci hanno penalizzato e siamo entrati adesso in un trend appunto di partite negativo. Speriamo che questo ragazzo con la sua solarità ma anche con le sue capacità tecniche possa aiutare la squadra a ritornare a quello che era capace di fare. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove in primo piano c'è l'indagine dei NAS di Treviso sulle scuole che non hanno allontanato dagli istituti gli alunni che non erano vaccinati. Secondo gli obblighi di legge, 30 persone fra dirigenti scolastici del servizio pubblico e legali rappresentanti di scuole private dell'infanzia sono stati iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Belluno. Dovranno ora rispondere del reato di omissione di atti d'ufficio. I militari del nucleo trevigiano hanno accertato che i responsabili delle scuole avevano omesso di allontanare gli alunni, tutti tra i 3 e i 6 anni, non vaccinati e quindi carenti del requisito di accesso alla scuola che doveva essere compiuto senza alcun ritardo. Adesso in Comelico per la vicenda dei vincoli a parlare è il nuovo sovrintendente Magani. Il vincolo non è una catena, dice ai nostri microfoni. Il nodo del vincolo nei territori del Comelico e di Auronzo continua a far discutere. La partita è ferma al MIBACT, mentre sono già partiti i ricorsi della Regione e della provincia di Belluno. Ma, dice oggi il neo sovrintendente ai beni architettonici e paesaggistici della città metropolitana di Venezia e delle province di Belluno, Treviso e Padova, c'è una questione che deve essere chiara. Il vincolo non è una catena. Per lo sviluppo di un territorio è un indirizzo che il territorio deve, dal mio punto di vista, accogliere per fare meglio in futuro, per fare di più e meglio. Per farlo, sostiene Magani, è necessario il dialogo e per questo sono già stati avviati contatti con il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, per portare fisicamente gli uffici della sovrintendenza a Belluno. Ho avuto una pronta risposta anche molto promettente sul piano dei toni istituzionali, quindi ritengo che il primo passo significativo per me sia quello di spiegare bene il contenuto di questo vincolo alla comunità che probabilmente l'ha ricevuto e non l'ha compreso pienamente. L'ufficio sarà un recapito dove gli storici dell'arte, gli architetti e persino gli archeologi della sovrintendenza potranno ricevere i professionisti per dialogare meglio. Insomma, la sovrintendenza tende una mano a Belluno, ma resta ferma sull'attuazione del vincolo che allo Stato ha bloccato il collegamento sciistico fra il Comelico e la Valpusteria e, spiega Magani, dobbiamo capire se quel progetto è compatibile. Nulla è impossibile, si tratta di progettare bene, si tratta di fare uno sforzo anche evolutivo sul piano proprio della considerazione progettuale, dell'architettura proprio dei luoghi, ma nulla è in sé vietato. E ora le immagini di un cervo che si ritiene essere stato sbranato da un lupo ritrovato stamani lungo il tracciato della pista per lo sci di fondo a Ospitale di Cadore. L'ungulato è stato recuperato dai carabinieri forestali intervenuti sul posto con il guardiaparco di Ampezzo. Nella zona è stata posizionata una fototrappola per monitorare la situazione. Adesso a Feltre, dove diminuiscono le multe per eccesso di velocità, mentre aumentano quelle scaturite dall'inciviltà degli automobilisti feltrini che si ostinano a parcheggiare occupando abusivamente gli stalli riservati ai disabili. Questo è un atteggiamento assolutamente inaccettabile e che cercheremo di sanzionare sempre più, a maggior ragione a ridosso dei punti sensibili come può essere un ospedale. Non c'è niente da fare, è dura morire l'abitudine di parcheggiare selvaggiamente a Feltre. Nel 2019 le multe elevate dalla polizia locale negli stalli riservati ai disabili sono state 98 nel parcheggio dell'ospedale, 60 nelle aree disseminate in città. È ovvio che la persona che ha un contrassegno di disabilità deve poter parcheggiare in qualsiasi momento su quegli stalli e non possono essere occupati abusivamente da altri che invece non hanno problemi.
Il parco selvaggio dei furbetti è stato riscontrato anche negli stalli a disco orario e nel 2019 è stato sanzionato in 1147 casi, 594 in più rispetto all'anno precedente. Fa da contraltare nel bilancio dell'attività della Polizia Locale Feltrina il dato relativo alle sanzioni elevate per eccesso di velocità. In questo caso emerge il drastico calo delle multe anche grazie a una forte e costante attività di prevenzione svolta nel territorio comunale, che ha visto l'approntamento di piazzole di controllo, specie nelle zone in cui in passato sono stati accertati eccessi che hanno causato incidenti con il coinvolgimento di ciclisti e pedoni. E abbiamo cercato di approntare queste piazzole in quei posti in cui si ritiene che la velocità sia più pericolosa. La risposta è stata buona. Le contravvenzioni nel 2019 sono quasi dimezzate, dalle 774 del 2018 alle 487 nel 2019. Siamo riusciti ad educare, tra virgolette, la gente ad un rispetto della velocità, almeno in quei tratti stradali, in quelle condizioni in cui vale la pena di rispettare il codice della strada. Storia a lieto fine, quella che ha visto come protagonista un operaio di 56 anni di Veneto Strade che ieri pomeriggio ha ritrovato nella zona della diga del Vajont un portafogli contenente ben 700 euro in contanti, oltre a documenti e carte di credito. L'uomo ha portato il portafogli ai carabinieri che hanno rintracciato il proprietario. Si tratta di un cittadino 35enne della Repubblica Ceca. Questa sera a 20:10 ospiti in studio Paolino Barbiero, segretario dello SPI CGIL di Treviso, e Giovanni Salemmi, direttore di Casa di Riposo. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. L'alta pressione ha ripreso pieno possesso del territorio, garantendo così condizioni ancora di tempo stabile. Vediamo la situazione di giovedì 23 gennaio. Sul Veneto bel tempo, con ampio soleggiamento ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso. Sarà possibile tuttavia qualche foschia e qualche addensamento sulle pianure, specie su quelle più meridionali della nostra regione. Temperature minime fino a -3 gradi, valori massimi tra 7 e 8 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque e cielo al massimo velato senza precipitazioni. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 9 e 10 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una splendida giornata soleggiata su tutti i settori, il cielo sarà al massimo, vedete, poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.